Il mio nome è Melchiorre. Melchiorre. Melchiorre, donc il donne plus son lait et là on va l'interviewer devant le lait, ok? Ça va. Ok, facciamo un'intervista davanti questo latte. Sì. Ici, hein. Volevo coperchio o lo lasciamo passare? Tu l'as vu, on va le voir le lait ou pas? Oui, on peut le voir devant le lait. Alors, ok. Attends, excuse-moi, parce que là, moi, je... Ok. Aspetta, 2 secondes. J'ai froid, faut que je mette mon manteau. Faut que je prenne mon stylo. $750. A 4 gradi. Carichi cosa da questa macchina anche il vatun. Ovviamente il problema esiste da 40 anni, siamo 40 anni che siamo sotto il ricatto di questi industriali e cooperative varie. Scusa, tu produci quanto latte all'anno o al mese? Io posso fare un calcolo approssimativo, Sì. siamo intorno ai 100.000, 110.000 litri all'anno. 100 millilitri Sì. all'anno? 100, 110. Ok, va bene. Tu vendi tutto questo per il pecorino romano? Io non lo so se lo fanno tutto in pecorino romano, ovviamente io non sono lì nei caseifici per constatare se lo fanno tutto in pecorino romano. Ovviamente loro dicono, non lo so, la percentuale si stima che sia sul 50 o il 60% che viene trasformato in pecorino romano. Il resto viene diversificato in altri formaggi. Ok. Perché, allora facciamo un primo intervisto su tu non dà più il latte, perché non dà più il latte, così e spiega la situazione, Certo. perché hai deciso di tenere il tuo latte da 10 giorni, ok. Sì, Perché? sì. Cioè, facciamo questo. E dopo io ho visto che la spiegazione di dire ma perché si è fallito così il prezzo del latte? Sì. Tu mi dirai la tua spiegazione, penso che le industriali hanno un'altra spiegazione. Ah beh, certo. Certo, ok. Certo. Va bene. Alors on va faire première interview là. Il ne vend plus son lait là, il le transforme aujourd'hui. Mais dove il tuo formaggio? Vedi? Juste pour voir ce qu'on pourra faire. Pecorino sardo, non pecorino tipo romano. Questo è un prodotto diversificato, questo non è praticamente questo è un formaggio che oscilla dai 3 kg e mezzo. Ok, invece il pecorino romano sono forme da 25 kg. E lo fai sempre questo, lo fai perché c'è la chiesa? Certo, perché ovviamente cosa ne faccio? Buttare il latte a me dispiace tantissimo. A me dispiace tantissimo, ovviamente ho diritto di buttarlo anch'io il latte. E certo, perché bisogna essere solidari con gli altri, non è che gli altri lo buttano e poi io lo trasformo. Poi io decido una parte di trasformarlo. Mi guardi a me, io ti faccio la domanda e mi guardi Certo. e tu mi dici quando è prêt. Appunto. Melchiorre, tu non dai più il latte agli industriali e alle cooperative, perché? Perché il prezzo del latte è troppo basso. Questo periodo è un periodo di crisi che noi non riusciamo ad andare avanti con le spese. Il prezzo del latte, pagarlo a 60 centesimi, credo che sia un atto immorale.
immorale. Non si può pagare il latte a 100. Stiamo pretendendo che il latte sia €1 più IVA. Ovviamente bisogna trovare un accordo. Loro pensano che non si possa pagare, gli industriali pensano che non si possa pagare. Noi pensiamo il contrario. Ovviamente ci si siede a un tavolo di trattative e si cerca di trovare un accordo. Questa è la nostra posizione. Poi ovviamente loro hanno sforato sulle quote latte. Perché loro dovevano produrre per 280.000 quintali in Sardegna e sono andati ben oltre, sono andati a 340.000. Quindi ci sono 60 o 70.000 quintali di esubero. Quindi la penalità, quindi il latte che viene penalizzato è tutto quanto il formaggio viene penalizzato, non solo quel 60-70%, ma viene penalizzato tutto. Quindi se c'è un latte in esubero lo devono penalizzare quello, non tutto il formaggio che viene prodotto. Stop. Ok, devo dirti che non ho capito. Aspetta, j'ai pas compris. Primo hai parlato di fatto che il prezzo è a 60 e che dunque non si fa, è immorale. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, sei partita sul fatto che le industriali vanno oltre la produzione. Ma chi sono i pastori che producono il latte? No, funziona così. C'è un consorzio di tutela. Sì, ok. Ok? Funziona così. Un consorzio di tutela serve per tutelare le produzioni. Sì, ok. Cosa succede? Ci sono le multe per chi esubera nella produzione. Ci sono le multe? Le multe sono irrisorie, quindi applicano 16 centesimi a chilo. Quindi si sentono tutti in un certo senso autorizzati a sforare, andare oltre le produzioni, sì, perché le multe non contano niente, perché i guadagni che fanno nella vendita dei formaggi è molto alta, quindi per pagare una piccola multa a loro non interessa niente. Bisogna cambiare le regole all'interno del consorzio di tutela. C'est parce que là, il a fait une interview, il a répondu à 40 choses. Alors, et c'est trop compliqué. C'est-à-dire, moi, je ne vois pas comment on va la couper. Ok. Alors, attends. Premièrement, je ne vends pas mon lait, mais ça, en effet, on l'aura déjà dit. Ils ne vendent pas leur lait, c'est le truc. Ok, ils ne vendent pas son lait. Pourquoi Perché la cosa che non capisco è che forse tu devi... scusa, era un Sì, di dire on est là, ils vont pas, il y a une surproduction. Questa produzione troppo alta, sì, tu dici che è colpa delle industriali? È certo che è colpa degli industriali. Ah, io pensavo che era colpa delle... No, perché quando si arriva a un tetto di 280.000, che è l'assorbimento... Qual è il tuo contratto? Io non ne ho contratto, siamo senza contratto. Adesso siamo anni che non abbiamo un contratto. Cos'è successo? Che ognuno va per conto suo, perché i contratti dovrebbero partire dal mese di aprile, prima che io mandi i montoni a rimonta sulle pecore. Perché io, se mi conviene, se tu mi stipuli un contratto e me lo stipuli a 60 centesimi al litro, io non lo firmo e non ci metto i montoni per la rimonta e io me ne sto a casa e non produco latte, perché io se produco un latte a 60 centesimi vado oltre, cioè nel senso che le spese superano i guadagni, quindi non mi conviene. E quindi il contratto deve partire dal mese di aprile, quindi io devo programmare tutta la campagna. Invece cosa succede? Non fanno contratti e ti rimandano al mese di novembre e dicembre, quando le pecore sono figliate. Quando le pecore sono figliate, la campagna... Figliate, che vuol dire figliate? Le pecore hanno i figli. Ok. Quindi noi vendiamo gli agnelli e poi dobbiamo mungere. E siamo costretti in un certo senso poi a versare il latte. Cosa ne fai del latte quando le pecore le mandi, che non sono più quegli agnelli che le devi mungere? Non te ne fai niente, quindi sei costretto a versare. Invece se fosse stato fatto ad aprile il contratto, no? Cosa succede? Io sono libero di scegliere se mandare in rimonta le pecore oppure no. Se è a 60 centesimi io non ci vado, non le mando in rimonta. Allora, la cosa che voglio capire è che è da aprile scorso, Sì, ho capito. Che è iniziato il problema. Quando voi non avete deciso di non, perché io, loro ti hanno fatto quindi, una proposta. No, non è così. Quindi il problema è iniziato adesso, quando hanno cominciato ad emettere i primi assegni a pagare. Ok?
che a gennaio si sono resi conto che i conti non tornavano, che le spese erano oltre i guadagni. Quindi c'è stato un malumore generale, le persone, i pastori non riuscivano più a fare fronte alle spese e si è scatenato l'inferno. Per questo è il problema. Questo è il problema. Quando ti arriva un assegno, che ne so, tu lavori per un mese e guadagni ipoteticamente 6-7 mila euro di latte, io faccio un esempio, ecco, e le spese sono 10.000, i conti non tornano, come si può andare avanti? Cioè i mangimi sono alle stelle, sono mangimi da 35, mediamente sono 35.000 euro a quintale. Allora, c'è nello stesso tempo il prezzo di comprare il latte che è abbassato e E certo, ma non solo i mangimi, ogni cosa, i mezzi agricoli, il gasolio, tutto l'insieme che comporta poi tenere su un'azienda. Alors, là, dans l'interview qu'on a, je crois qu'il y a trop de choses pour le truc. Donc, on va le refaire. On est là, on commence par ça, aujourd'hui, on fait ça, il nous explique pourquoi il n'a pas donné son livre. Facciamo questa intervista ma molto più, confrontiamo a una sola domanda, capisci? Perché noi, ti spiego la verità, noi questo lo mandiamo stasera, lo mandiamo. Ma in quale televisione? Per la televisione corsa, per la televisione regionale corsa. Non ti Io non la vedo. No, non la vedo. Ti faccerò, ti darò il video, legame, ok. sì. Ok? Dunque, pourquoi, alors pas ça on aura dit, les prix sont tombés. Pourquoi les prix sont tombés? Il va nous expliquer là. Ok, c'est pourquoi les prix sont tombés. Pourquoi les prix sont tombés? Facciamo. Allora, siamo stretta su una domanda che è quella domanda. Per te, come spieghi che il prezzo del latte ha sceso così? Ha fallito, scusa. Come mai è andato alle 60 centesimi? Perché hanno sforato sulla produzione del pecorino romano. Loro cosa dicono? Gli industriali dicono così, che c'è stato un esubero di produzione. Quindi il mercato non assorbe tutto quel formaggio e di conseguenza calano i prezzi. E tu che Perché dici? aumenta l'offerta e cala la domanda, è un gioco di mercato. Ma i pastori che dicono su questo? Come mai? Non è vero questo? Quindi è vero in parte. Un consorzio di tutela serve per tutelare queste cose. Altrimenti che ruolo copre il consorzio di tutela? Il presidente doveva tutelare sulle produzioni. Cosa succede? Applica le multe. Se le multe sono irrisorie, tutti si sentono autorizzati a sforare questo tetto di produzione, perché le multe non valgono niente. Quindi ognuno produce per conto suo, può pagare liberamente le multe, intanto le multe in confronto ai guadagni che fanno sono irrisorie, quindi tutti sono autorizzati a sforare. Questo è il problema. Quindi se un presidente avesse tutelato bene e avesse applicato le multe invece di 16 centesimi, avrebbe applicato 2 euro al chilo, forse credo che nessuno avrebbe sforato. Stop. Ok. Dunque tu là stai dicendo che i pastori, perché che sono i pastori che si non aver capito che È il formaggio tipo romano. E poi dovrebbero anche calcolare vari altri tipi di formaggio che io adesso non sto qui ad elencare. La cosa che non capisco neanche è che ci sono le industriali private, ma ci sono anche delle cooperative. Nelle cooperative ci sono i pastori come te che fanno. Dunque tu dici che le cooperative, come le industriali private, hanno la stessa strategia. Esatto, seguono la stessa linea. Dirò di più, il presidente del consorzio di tutela è presidente di un caseificio, quindi è come dire che chi viene controllato, cioè il controllore deve controllare il controllato, che non ha senso. Io come faccio a controllare me stesso? Io mi sento libero di esuberare, quindi è come che io mi giudicassi me stesso. Sto facendo bene o sto facendo male?
Come è incompatibile le cariche, è incompatibile le cariche. Come può fare il presidente di un consorzio di tutele e allo stesso tempo essere il presidente di un consorzio che lavora il formaggio, di una cooperativa? Di più per il latte. Quest'anno ti danno 60, 65, ma l'anno scorso, 2 anni fa... No, quest'anno è 60, l'anno scorso era 85. Sì, guarda. L'anno scorso era 18, esatto, 2017-2018. Era 90? No, 85. 85. Quindi su 100.000 litri di latte, quanta è la perdita lì? Stiamo perdendo un bel po', stiamo perdendo 25.000 euro. Ok. Donc, ok, per il momento... Scusami. A Biti ci sono 3.000 abitanti, 200 pastori. 200 aziende. Quanto pastori? Aziende saranno di più di pastori. Ogni azienda mediamente ci sono 2 persone. D'accord. Exploitation. Ouais. 200 exploitations. 200 exploitations. 3.200 exploitations. 50.000 Pecore. che producono ogni giorno? Ovviamente ci sono 50.000 pecore, ma non sono tutte in lattazione. Sì. Ammettiamo che siano 30.000 litri di latte al giorno, E dai di 30 a più. 35.000 litri di latte al Fino giorno. al Deprus. Anche di più. Metti 40.000, ma non andiamo oltre. Ok. Alors, nous voilà dans la commune, sur la commune de Biti, au centre, un petit peu au centre nord de la Sardaigne. Biti compte 3000 habitants, 200 exploitations, donc à peu près 400 bergers. Ensemble, ils ont un cheptel de plus de 50 000 brebis qui produisent à peu près 40 000 litres par jour de lait. C'est ici que nous allons rencontrer Melchior et Manque, un des bergers qui ne donne plus son lait aux entreprises et aux coopératives. Ok.